Dai Francesco, dai! Tira sulle braccia! È da arbitra? Dai, bravo, dai, dai! Dai Francesco, dai! Dai, stringi i denti, dai! Dai, dai! Sesto. 1-2! Tira! Con le braccia, vedi? Vai! Riportatela! Bello! Bravo Enrico! Termina così la terza e l'ultima ripresa tra Francesco Esentini ed Enrico Manfron. Applauso lo volete fare anche più forte perché lo meritano. Cioè che manca un po' di fiato. Ecco. Perché è cresciuto tantissimo. Però bravo Buba! Siamo arrivati al centro ring entrambi gli atleti, consegnati già i cartellini al commissario di unione. Bravo Buba! E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Enrico Manfron Kuros. Ora possiamo anche dire essere il suo esordio, un esordio molto fortunato. E quindi complimenti ad Enrico Manfron, ovviamente complimenti anche a Francesco Esentini, perché comunque è necessario sempre avere grandi attributi per stare tra le 16 corde. E quindi grazie ancora davvero. E allora in attesa di continuare quelli che saranno gli ultimi due incontri, consentitemi anche di salutare gli ultimi due sponsor di questa serata. Da AA Assicura, distributori assicurativi associati, ossia l'agenzia che mette a disposizione la clientela dei territori in cui opera, Padova, Vignasolo, Consello, Monselice, Avalo Terme e Villa Franca Padovana, un team di agenti e uno staff di collaboratori in grado di individuare le migliori soluzioni per la tutela del patrimonio dei clienti.
I 3 fondamenti della missione di Da Sicura sono disponibilità, accoglienza, ascolto. L'esperienza del nostro passaggio ci consentono di guardare sempre al futuro offrendo soluzioni che coprono i bisogni assicurativi nell'area della protezione, del risparmio e della previdenza. Trovate Da Assicura in via Roma ad Albignasego. E poi un altro degli sponsor, l'ultimo che vado a salutare prima di completare quelli che sono gli ultimi 2 incontri, è la Carrozzeria Nuova Milano, la carrozzeria per eccellenza presente su Padova e provincia. Oltre ai tradizionali servizi di riparazione e carrozzeria, offre anche manutenzione dell'auto, lavaggio dell'auto, la sanificazione, la manutenzione e la messa in sicurezza di veicoli elettrici e ibridi, il restauro d'auto d'epoca, le revisioni d'auto, la ricarica dei condizionatori, il tagliando dell'auto e il tuning di auto sportive. Dispone di un amplissimo parco auto di cortesia e di autosedi dislocate in tutta la provincia di Padova per un servizio capillare ed efficiente. La carrozzeria Nuova Milano la trovate in via dell'Industria 28 a Padova. Nel frattempo è salito anche l'arbitro Damiano Casinato e ovviamente poi lui sa già che per tutto lo staff ci sarà da mangiare, quindi c'è un po' di fretta e giustamente ha già chiamato all'angolo blu. È già salito per la box Caloi, accompagnato da Ottavio Caloi, Detti Nassufi. Ah, mi raccomando, tanto ha detto già che ci dà la rivincita. E in cosa vedere i colori della box Albignasego, anche uno praticamente di quelli che sono i suoi più forti atleti. Anche in questo caso l'abbiamo visto crescere con grandi successi, pronto a salire. Sì, ma noi l'abbiamo visto crescere da quando era bimbo ed è diventato 3 volte campione italiano, ma lo diciamo tempo per tempo dopo, perché nel frattempo andiamo a togliere all'angolo rosso, porta a vedere il colore della box Albignasego. Il fu una volta piccolo, ormai non più piccolo, è di Pittarello! È andata via la diretta perché si è scaricato su Enrico. Il secondo round a metà, poi ho messo la carta, però l'ho ripreso io perché adesso... Ma l'ha attaccato lui? Sì. È quello che non lo toccavo la metà. È che una volta durava di più. Come avrete notato, questi 2 ragazzi sono pronti per combattere sulla lunghezza delle 3 riprese da 3 minuti, molto giovani ma assolutamente molto determinati nel portare onore. 3 da 2 riprese, 3 da 2 sono io. Quando si attacca la volta qua lì sta usando su C'è qualcuno che perché allora spieghiamo qual è la ragione. La ragione del regolamento dell'FP è quello di tutelare i pugili. In questo caso abbiamo un pugile junior e un pugile junior. Si applica la regola ovviamente maggiormente tutelante per i pugili con meno esperienza, pertanto saranno 3 riprese da 2 minuti. Ma mi sa che Tutto è pronto per ascoltare il gong e prendere la prima delle 3 riprese nei prossimi 6 minuti. Inizia, prima ripresa. Chiedo io. Chiedi ai ragazzi qua sono tutti i suoi. L'equipe qua. Sì, ma penso che basta no, beh, che stava uno pari. No, ma se non fai che sei la terza, io la terza ripresa, ma ha fatto persino, è andato a fare il cammino di cosa un paio di Santiago. È la riunione di te. Sei grasso.
Dove sei che mi ti mangia il braccio? Perché questo ha la fame da solo. Adesso andiamo a... Vediamo una pizzeria intanto e dopo mangiamo anche dei pezzi. Tu devi tenere l'ultimo match. Domani andare al giorno. Al combatto. Adesso mi avevano chiamato anche a me. Perché anche da scaricare. Vedete al mio Ale sotto che non fiato del maestro. Quando mi chiamate, vi ho detto, guarda che a 2 metri ma sono non lo fa, non riesce a farlo, non lo fa. Non gli viene? Come non gli viene? Come fare questo? No, compressione del culo è un po'. Qua in Italia hanno la mentalità di Termina la prima ripresa. 40 minuti. Anche dopo? Lì ci sono i favoriti perché sono sì, esatto. Ma lì era proprio non ci stava anche veramente Fuori i secondi. Fuori i secondi. ha capito che a Mariana Seconda ripresa tra Decca Zucchi e Eddie Pittarello. ordina la pizza, ma ne mangiamo una in due? E questo? Ci dai un occhio? Ah! No, ma però bisogna che ti gatti uno No, foto. Io ti dico giocati, se ne fosse un evento, comunque non è che il mio capo lo faccio. Scusi, qui è evento. Ma dopo come si entra di essere io ho preso, sì, beh, questo sì, che roba importante. tra un mese che Tutto bagaglio. tra un mese che vedo una volta l'anno toccare da fare il prezzo la testa niente Termina la seconda ripresa. Dai, anche un po' La console che era. Mariana, dopo magari alle tante che avesse fatto bambini a casa lì della politica. Fuori i secondi, pronti per arrivare gli ultimi 2 minuti di questo settimo e penultimo incontro tra Decca Zucchi e Eddie Pittarello. Tutto pronto per allora, sto il gol nella terza e l'ultima ripresa.
lì è calato il brutto. Beh, cos'è? Che sei il piccolo dei Leni che ha Finisci tu, forza! ma un par di volte che io cavalli alti e lui ti sta dentro, Matteo. Mi senti? Io sto dietro. Cerca di non di solito può cambiare il mio. Sì. Se lo fanno uno dei miei. Anche perché guarda che fai così. Bellissimo da vedere. C'è anche te che fatto meglio. Vieni di forza! Come tutto? Ah, tutto! Sono contento. Ho detto ora vogliamo vedere noi. Dai che è finita, forza! Ora vogliamo vedere te. Fai tanto. Una puzza di chimica addosso. No, perché l'avevo messo nella stessa mano. La mano non vorrei avermela fatta. Senti che puzza. Termina qui la terza ed ultima ripresa tra Bettina Zuffi e Dani Pintorello. Congratulazioni davvero agli entrambi gli atleti per questi 6 minuti molto intensi, molto intensi. Bella domani al limone. Maso. E andiamo allora alla lettura del settimo verdetto. Questo incontro termina con un verdetto di parità. Sì, io te lo rubo. Stia attento. Bello questo abbraccio tra i due atleti, e allora è questo abbraccio che vorrei dedicarti un applauso, perché andiamo anche ad aprire l'ultimo incontro in questo piacevolissimo, veramente piacevolissimo serata di questo 10 settembre. E allora consentitemi di ringraziare fin d'ora ovviamente il commissario di Milano, la signora Giorno Della Vedova, l'arbitri Lorenzo Giannin, Daniele Tasinato, Radio Locaru, Denis Canuti e Marco Zanatta. Ovviamente consentitemi di ringraziare e salutare anche il dottor Giorgio Fabrizio Milani e i volontari della Croce Rossa Italiana di Due Carrare, sperando che anche i prossimi 9 minuti possiate solo esclusivamente assistere allo spettacolo, perché mai chiamarsela. E detto questo andiamo dunque a salutare e ringraziare anche i due cronometristi, Thomas Caputo e Gianni Ragazzi. Vado a salutare fin d'ora, anche se manca ancora un incontro, perché poi abbiamo una lunga lista di premiazioni da fare e quindi è giusto rendere omaggio a tutto lo staff che ha organizzato e che ha reso possibile che tutto questo fosse fatto con l'egida della FP, la Federazione Pugilistica Italiana. Nel frattempo saluto Lorenzo Zanina in attesa che arrivi il commissario di Leone a consegnare i cartellini, e nel frattempo vedo che evidentemente ha molta urgenza e voglia. Ringraziamo e applaudiamo, visto che arriva fin da Pesaro, e quindi grazie per aver accettato l'invito di arrivare fino a qui, fino al Veneto, direttamente accompagnato da Jesus Sorano,
e dal suo maestro che ha dato attualmente un aspirante tecnico. Dobbiamo assolutamente ringraziare Print Panci, credo che si dica così, e allora un applauso per questa ragazza che arriva da Pesaro e che andrà ad incrociare i guantoni con un altro dei portabandiera dei colori della Bosca di Gnasego. All'angolo rosso prende a salire Samir Costa. Come noterete, questi atleti combattono senza il caschetto perché sono entrambi atleti elite, hanno il peso di 69 kg alla bilancia, pertanto utilizzeranno guantoni ordinari e non maggiorati, e tutto è pronto dunque per andare a vivere i prossimi 9 minuti di questo incontro che si presenta come ovviamente il più semiprofessionistico. Diciamo che il passaggio successivo è andare. Inizia la prima ripresa. Dai, oh! Buono! Dai, Samir! Dai! Rispondi! Muoviti, muoviti! Vai Samir! Buono! Bravo Samir! Vallo! Sì, Samir! Bravo! Samir! Tieni la tua distanza! Ok! Dai! Dai Samir! Bravo! Bravo! Bravo Samir! Buono! Vai che scappa! Dai! Samir è tuo, vai! Dai che uno fuori! Dai! Dai! Al di sotto! Bravo! Sì! Non molla! Mettilo sinistro! Vai! Dai! Bravo! Ora ha materializzato adesso il cazzo. Tiratelo sotto! Ha materializzato adesso questo cazzo. Di fare equilibrio poi ti riesce più a fare. Direi di sì. Perché sennò Sta pulendo nell'angolo bianco le scatole, cioè poi nell'angolo bianco che si vedono le Io glielo darei ora lo porti giù e volavi. rispetto alle cose, no? Dai, ragazzi, non andate che la fatto Cioè, aspetta che ormai. un po' troppo. Stecca mi ha chiamato di ricominciare con il bisogneria
ricominciare anche con il commissario. Dai, Samir! No, non lo so guardare ancora perché sei qua. Dai Samir! Dai! Mettilo sotto! Eccolo, dai! Mettilo sotto! Bravo! Bravo, ce l'hai! Termina la prima ripresa tra Quick Anzi e Samir Benskar. Prima ripresa termina, è un po' calcio soffocante in questo momento il ring, ci rendiamo conto, ma mancano solo 6 minuti. Poi che neanche ieri Solo 6 minuti. chissà Mancano 2 riprese alla conclusione di questa serata. Anticipo fin da ora che abbiamo una fotografa speciale questa sera e quindi abbiamo bisogno dopo di avere tutti i pugili presenti saliranno sul ring per essere immortalati di questo 10 settembre 2021, ma ora tocca a me dire fuori i secondi. L'ha girato solo. Inizia la seconda ripresa. Dai, Samir! Bravo, Samir! Concentrato! Dai, Samir! Muoviti! Time. li cassetisti dopo. Spingere! Dai Samir! Vai Samir! Dai! Sotto! Vai! Ho fatto troppo. Destro sotto! Destro sotto! Non savi fargli la mossa, Sammy. Ragazzi, prima e dopo. Come cazzo sei andata a mangiare, stronza? Vai, Sammy! Dai Samir! Sammy, cazzo, dietro! Destro sotto! Vai! Sammy! Dai! Mamma mia! Beh, in cosa sta una roba allucinante. Dai! Vai sotto! Vai Samir! Dai! Dai, è tuo! Fianco sotto. Si sta sprecando, diretto. Schiva destro sotto! Dai! Montante destro! Montante destro, Samir! Prende Samir, vai! Metti! Dai! Vai, Tyson, vai! Ce l'hai! Montante destro! Sì, dai. Dai Samir! No, perché Vai, vieni a bocca. Stupida, è la seconda volta che lo fai. Non ci c'è Buba. Dai! Bravo! Buba. Concentrato Samir! Destro sotto! Vai! è tuo! Vai! Ed è un po' sporco. Non ti ha preso manco una volta, dai, Sammy! Termina la seconda ripresa. Quasi e Samir Benskar.
E allora ufficiale, stiamo per vivere insieme gli ultimi 3 minuti di questa serata, di questo 10 settembre 2021, e quindi grazie davvero a tutto il pubblico. Gli ultimi 3 minuti di concentrazione, fuori i secondi. Dai Samir! Dai! È tuo! Dai Samir! Anche sotto destro! Sotto! Ah, lì! Buono! Dai che è finita Samir! Forza! L'ho visto tutti, Samir, vai! Metti anche a sinistra andando via! Bravo, Buono! continua. Ancora Samir! Concentrato Samir, hai finito, forza! Dai! Adesso! In altri tipo Cuba prima che Buono! Dai Samir, che hai finito! Dai, chiuso! Destro sotto! Dai che entrano tutti, Samir, bravo! Dai, hai finito Samir, forza! Buono! E il destro sotto! Dai! Buono, che è entrato! Buono! Vedi che entrano tutti! Dai! Buono! Dai! Anche sotto! Buono, così! Dai che è finita Samir! Buono! Buono, Samir, vai! Ah no. Si muove tutto. Lasciati la telecamera. Vediti più in là, guarda, sotto il ring. Dai Samir, finisci tu! Forza! Termina qui la terza ed ultima ripresa tra Frank Panci e Samir Benser, rispettivamente Felix Fox di Pesaro e Box Armignasego. Congratulazioni a questi due elite, ovviamente un applauso forte per tutti i pugili che sono saliti sul ring. Io comunico che avremo la necessità di averli tutti l'ordine alfabetico, partendo dalla Z al contrario fino là, perché vogliamo avere la foto di gruppo tutti quanti insieme. E un'altra cosa interessante che comunico è che tutto lo staff è invitato a mangiare qualcosa dopo, e quindi ringraziamo Samuel Sartori, che non so più dove sia finito e che non è piccolino, per la sua gentile ospitalità insieme insieme alla box Armignasego. Ma prima di andare a pensare ai vettoriamenti e ovviamente anche alle premiazioni con le targhe in ricordo di questa serata, concentriamoci su quello che sarà il turno dell'ultimo verdetto per quanto riguarda questo incontro, e qualunque sia il verdetto accogliamolo con un enorme applauso. E questo ottavo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso. E allora un applauso forte
per tutti i pugili, che vado a chiamare tutti quelli che ci sono e quelli che non ci sono, ovviamente facciamo ipotesi, poi con Photoshop ci mettiamo la fototessera. E allora andiamo a chiamare Camilla Cusin, Antonio Florio, Edoardo Delfin, Jonathan Colla, Tommaso Surano, Giosuè Pasco, Marianna Antonani, Elena Congiu, Edoardo Federusco, Lorenzo Padane, Enrico Manfrone, Francesco Vicentina, Bettina Sufi, Eddie Vitanello e Prig, Paggi e Samuel Benzer. Questo è l'elenco di tutti i pugili. Andate a sorridere tranquillamente perché facciamo una bella foto in gruppo in modo tale da ricordare a tutti quanti che Devo andare a fare sci. Sì, stava annecchiando, poverino. Lui deve cambiare quello. Grazie maestro. No, ma è umidità. No, è sempre così quello. È sempre... Ok, allora ci siamo. Salgo anch'io perché a questo punto siamo pronti per andare a festeggiare questa serata davvero importante. Prego. Allora ovviamente io ho chiamato tutti i pugili sperando che siano tutti presenti e quelli che non ci sono insomma li raggiungeremo quando la foto... Siamo tutti? I pugili presenti ci sono tutti? Avete la medaglia? Ragazzi abbiamo fame, vai Samir, vai Samir, vai Samir! Vai! Vai, i pugili presenti, tutti su, Dai, forza, che poi abbiamo soltanto 26-27 sponsor da chiamare, una cosa veloce. No, dai, senti a parte, invece è bello vedere. Andate tutti, ha detto andate tutti in fondo in modo gentile. La prossima volta vi dice qualcos'altro. Ti consiglio di non litigare con questo perché secondo me ti fai la schiena nuova. Ok, un applauso per loro che sono i protagonisti! Fortissimi! Tu sei soddisfatto della foto? Bene, allora a questo punto ringraziamo i ragazzi che sono e rimarranno sempre i protagonisti. I ragazzi della borsa Armignano che restino pure su. Samuel, puoi salire per favore? I ragazzi dello staff possono iniziare a mangiare, tu Samuel no, perché abbiamo già mangiato abbastanza iniziare la nostra vita, per cui sali, perché abbiamo bisogno di sostanza per darvi un aiuto, perché abbiamo, allora, vorrei che voi tutti quanti, visto che avete apprezzato sicuramente il cibo e poi lo apprezzeremo anche noi, faceste un vero applauso a Samuel, dai, padrone di casa! Tu non lo sai, ma io ti ho seguito tutta l'estate su Facebook con la pagina Matti Pessetti perché è stata veramente molto divertente anche nella tua discolemica, fammi dire, la capacità. Ok, ci siamo. E allora a questo punto Samuel, io ti chiederò un minuto perché non so più Vuoi salutare? Bueno, mi gente, el equipo de Box on the Raw, hasta aquí la trasmissione. E allora a questo punto ci siamo. Voi state qui ragazzi, voi fate parte integrante del sponsor. Si scivola, effettivamente a un certo punto la box su calcio Sapolotto. Bene, ci siamo allora. Io ti chiederei un aiuto. So che sei una persona molto gentile.